mentre twittavo e cercavo di rendere fruibile a chi non c'è questo evento, tentavo di capire effettivamente come rilacciarmi, e Luigi Cocco mi ha dato un input diciamo fondamentale. Luigi ci parlava di quanto sia importante costruire l'identità aziendale. Questo fa parte del piano di comunicazione aziendale, dentro il quale c'è anche un piano di social media management. Ok, quindi il piano di comunicazione è la base sopra cui lavorare, diciamo, il terreno fertile dentro cui o sopra il quale poi può nascere un buon piano di social media management. A mia volta, quando sono entrata in Sardex, in un momento poi di change management dell'azienda veramente incredibile, un'azienda sempre in movimento in questo periodo in particolare, si è reso necessario, ed è sempre necessario comunque, rivedere il proprio piano di social media management costantemente. Siamo in continuo movimento in divenire tutti, l'azienda lo è assolutamente. E quindi che cosa ci siamo chiesti e cosa ci chiediamo tutt'oggi, e che cosa dobbiamo chiederci insieme, ognuno per la propria impresa? Fare un po' di context analysis, giusto? Quindi analisi del contesto. L'analisi del contesto che cosa significa? Chi siamo effettivamente, che cosa ci ruota intorno, quali sono i nostri valori, quindi qual è la nostra identità e dove vogliamo andare, quindi qual è la nostra mission, qual è la nostra vision. Sono parole che conoscete queste? Values, valori, mission, vision, ormai penso che ce le tirino a buste, come si dice nel cagliaritano, no? Quindi se è un po' una cultura della comunicazione, ce la siamo fatti tutti su questo. Più difficile mettere in pratica quello che è effettivamente una declinazione della nostra mission, vision, eccetera. Anche per il social media management è necessario quindi capire effettivamente chi siamo, da dove veniamo, dove vogliamo andare. Questo ci identifica anche qual è il nostro pubblico e quali sono gli strumenti, quali sono le piattaforme social che abbiamo bisogno di utilizzare, perché non è detto che un'azienda abbia necessità di utilizzare tutte le piattaforme social. Ci sono alcune piattaforme che sono dedicate più a un pubblico giovane, altre piattaforme che sono dedicate più ad attirare la stampa, altre più agli utenti, altre più a determinati tipi e segmenti di pubblico. Quindi è necessario che nel nostro piano decidiamo effettivamente quali sono i social, quali sono i nostri obiettivi, i nostri pubblici, e quindi i social che effettivamente possiamo utilizzare. Come sapete, Facebook, Twitter Instagram, scusate, è più semplice, è particolarmente dedicato alla fruizione dell'azienda all'esterno per immagini. Twitter invece, come sapete, è utilizzato tantissimo dai giornalisti, dai professionisti, prevede insomma un utilizzo molto veloce delle informazioni, una fruizione molto veloce. Facebook invece consente, diciamo, anche perché ci siamo veramente tutti dentro, diversamente da altri social meno utilizzati, lì insomma è veramente necessario forse un'attenzione ancora maggiore a quelli che sono i nostri contenuti, al modo in cui insomma vogliamo declinarli. Quindi contesto sì, e poi di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di un audit in generale, di un audit, cioè andiamo in giro anche nei social e cosa facciamo? Facciamo un po' di benchmarking, no? Vediamo cosa fanno le imprese che si occupano del nostro stesso core business, del nostro stesso business, della nostra tipologia di business, no? Se non abbiamo ancora stilato un piano di comunicazione, un piano di social media management, ce ne andiamo in giro per il web e vediamo che cosa hanno fatto gli altri, traiamo spunti, cerchiamo di capire che cosa ci può essere utile, ma soprattutto cerchiamo, se abbiamo già dei social e anche se non li abbiamo, di capire qual è il nostro pubblico. Come diceva Luigi, lì dentro c'è tutto, c'è un accesso ai dati incredibile, quindi andiamo a conoscere qual è il nostro pubblico, quali sono le imprese che comunicano con noi, quali sono i nostri clienti, eccetera, e facciamo uno studio veramente iniziale, ma soprattutto progressivo e continuo dei nostri pubblici, di quelli che si chiamano gli stakeholders, no? Di chi può in qualche modo influenzare quello che è il nostro lavoro. Espando brevemente tre elementi importanti. I social che cosa consentono? Consentono di creare accessi a quello che è il nostro sito. No, nel nostro sito ci sono i nostri contatti, le nostre informazioni, quindi consentono più traffico verso il nostro sito, e tantissimo del traffico che arriva al nostro sito arriva proprio dai social, quindi se li usiamo bene tante più persone potranno accedere ai nostri contenuti e ai contenuti del nostro sito, contattarci e interagire con noi. Che cos'è perché vogliamo utilizzare i social? I social contengono quante milioni di persone, chi mi aiuta tra voi, utilizzano nel mondo i social? Milioni, se non sbaglio, quanti? Facebook 1,7 miliardi.
Rendiamoci conto, siamo veramente incredibili, è una comunità enorme, ma enorme, troppo grande per noi. Noi abbiamo bisogno di costruire una comunità più piccola, no? Quella che più piccola, poi dipende, insomma, da quello che è il bacino, ma sicuramente la nostra comunità. E per costruire una comunità, quella che a noi interessa avere attorno, diciamo, al nostro business, è necessario utilizzare delle determinati tipi di strumenti. Non abbiamo il tempo di, diciamo, di approfondire forse in questo, ma cominciamo a fissare l'attenzione sul fatto di costruire una comunità, no? Come costruiamo la nostra comunità di amici, come facciamo a costruirla, no? Cerchiamo li informiamo, li divertiamo, utilizziamo dei sistemi più o meno emozionali, più o meno informativi, però costruire la comunità, questo è quello che, quindi non semplicemente far fruire delle informazioni mere a se stesse, ma costruire una comunità, quindi l'interazione.